Caratteristiche segno zodiacale del Cancro. Il segno del Cancro è molto particolare, schivo, riflessivo, sentimentale, dolce e riservato. Queste sono senza dubbio le sue principali caratteristiche. Non solo, chi è nato sotto questo segno è anche determinato, testardo e, a tratti, insicuro. Un Cancro, come abbiamo anticipato, non si fa conoscere subito, in apparenza sembra scontroso, ma dietro a questa invisibile corazza si cela una persona emotiva ed estremamente dolce. Si stacca difficilmente dal suo passato. In effetti, la famiglia e tutti i ricordi ad essa legati, lo influenzano nella sua quotidianità. Se lo guardiamo attentamente, poi, possiamo notare che uno dei punti maggiormente positivi di questo segno è la sua natura comprensiva, è cordiale, amorevole e non ferirebbe mai nessuno intenzionalmente. Questo vale sia per le donne che per gli uomini. Chi è nato sotto questo segno zodiacale, infatti, odia vedere soffrire il prossimo, e farebbe di tutto pur di aiutare i meno fortunati. Già, perché questo innato senso di fratellanza rende i cancerini unici. A ciò va aggiunto un profondo senso di rispetto e di interesse verso amici, familiari, e tutte le persone a loro vicine. La pazienza è il secondo pregio che maggiormente lo contraddistingue dagli altri segni zodiacali. Per quanto una situazione possa sembrare difficile da risolvere, o da affrontare, un Cancro riesce ad aspettare con calma il momento buono per risolvere la questione. Non a caso, si concentra su una cosa alla volta, e solitamente quando la segue lo fa con cura e dedizione dall'inizio alla fine. Ha un innato senso materno, e questo vale anche per gli uomini. Chi è nato sotto questo segno, infatti, adora profondamente la sua casa e vuole essere circondato solo da cose familiari, amate e conosciute. Leale, fedele e concreto, il Cancro ha bene in mente cosa significhi avere un vincolo familiare, e lo rispetta intensamente. Ovviamente, come tutti i segni zodiacali, ha pregi e difetti. Tra questi ultimi ve n'è uno molto importante, proprio per questa sua natura onesta, sincera e leale, trova difficile affrontare la vita. Quest'ultima, infatti, può arrivare a diventare troppo per lui. In caso di disgrazie, la rassegnazione la fa da padrona e crede molto al fato e al destino. È, in effetti, un vero e proprio fatalista. Nonostante ciò, chi ha la fortuna di avere una persona di questo segno al suo fianco, non può che gioire della sua presenza. Si tratta di una persona dolce, affettuosa e onnipresente. Caratteristiche, queste, da tenere sempre in grande considerazione. Caratteristiche dell'uomo Cancro. Un uomo che appartiene al segno zodiacale del Cancro rappresenta sempre una fantastica personalità per chiunque apprezzi trascorrere del tempo con una persona affabile, sensibile e capace di prestare tanta attenzione agli altri. Ma allo stesso tempo, l'uomo Cancro può perdersi nei propri sogni, diventando a tratti un po' individualista, caratteristica che gli conferisce quel fascino sottile apprezzato da tanti, soprattutto da eventuali partner che lo considerano uno dei punti chiave del suo sex appeal. Questo volubile e particolare segno zodiacale rende l'uomo Cancro particolarmente predisposto ad affrontare, principalmente per propria scelta, lunghi e purificatori viaggi, nella speranza di poter vivere l'avventura più importante di sempre, che sappia stimolare il suo senso di scoperta. Questo tratto sembra confliggere apertamente con una delle altre caratteristiche salienti dell'uomo Cancro, ovvero il suo essere esageratamente mammone, molto tenero e dolce, considerando la madre uno dei più importanti punti di riferimento della sua vita. La particolarità appena evidenziata lo rende molto attento alla dolcezza e al senso di maternità che percepisce nella sua partner, con cui si comporterà sempre in maniera cordiale e generosa, aiutandola negli sforzi diplomatici e nelle situazioni difficoltose, da cui un uomo Cancro riesce spesso a fuggire con classe. Il suo carattere, pacato e assai poco realista, lo rende incline a schivare tante complicazioni, preferendo strade in cui la sua sensibilità e dolcezza spiccano maggiormente. Va comunque notato che l'uomo Cancro è spesso soggetto a repentini cambiamenti di umore, che possono portarlo ad essere più lunatico del solito, in determinati frangenti. È sicuramente un tratto riscontrato nel tempo anche in tanti poeti, musicisti ed artisti in generale, con quel tratto tormentato ed assieme molto delicato che lo rende adatto alle relazioni di coppia a lungo termine. Caratteristiche della donna Cancro. La donna Cancro rappresenta certamente uno dei segni dello zodiaco di cui è più possibile scoprire la vulnerabilità e la tenerezza, due doti che a seconda delle circostanze possono costituire un punto di forza oppure un tallone d'Achille non indifferente.
Ciò che contraddistingue le appartenenti femminili del segno Cancro è infatti una memoria insuperabile per quanto riguarda i rapporti con i suoi sentimenti e quelli delle persone che le stanno accanto. È del tutto impossibile per una donna Cancro dimenticare i particolari più importanti, ma anche irrilevanti, della sua vita quotidiana, ed ovviamente anche possibili torti che possono essere stati fatti contro di lei, persino a distanza di diversi anni. Ciò non vuol dire che la donna Cancro sia in ogni caso estremamente vendicativa. Essa è capace di grandissimi sentimenti e spesso riesce ad empatizzare con le persone che possono averle causato qualche problema di troppo, non di rado indirizzandole verso una soluzione. Una delle sue maggiori capacità consiste nel soffrire spesso silenziosamente, grazie alla sua apparente corazza che la rende invulnerabile alle parole e spesso anche al sentire altrui. Alcune donne Cancro potrebbero essere iperattive, nonostante la flemmaticità tipica di questo segno, questo per via dei numerosi timori che possono coinvolgere la sua vita così come quella dei suoi cari, dai più piccoli ai più grandi. Se uno di essi avrà un problema, lei ci sarà sempre. Crede fermamente nella vita di coppia e cercherà di far quadrare la propria relazione sentimentale in tutti i modi possibili. Per questo motivo, il più bel dono che si possa fare ad una donna Cancro è concederle, o quantomeno mostrarle, completa fiducia. È una personalità sempre disposta alla discussione. Infine, tuttavia dovremo scegliere molto diplomaticamente le nostre parole al fine di non creare fraintendimenti che a causa della sua straordinaria attenzione potrebbero durare per molto tempo.